è un'iniziativa da poco, Stiamo parlando di una decina di allevamenti in Italia, mediamente con un paio di soggetti, quindi stiamo parlando di pochi cavalli. Questo è il cavallo della Camargue, importato nel Delta, che diventa cavallo del Delta negli anni 70. Questo diventa di fatto un riferimento anche dal punto di vista della biodiversità, ma anche della salvaguardia di questa razza, è una delle 4 razze riconosciute, assieme al Norico, al TPR e al Maremmano, perché comunque noi abbiamo anche il grande tema della consanguinità, perché essendo in pochi si riproducono, diciamo, in famiglia. Quindi qua sarà veramente un osservatorio non indifferente rispetto alla biodiversità, alla rinaturalizzazione, con un obiettivo che è quello che ne parlavo il dottor Dell'Acqua, che è quello di donare tutta quest'area poi a farla diventare la nuova Camargue, e penso che ci siano tutti i presupposti. Adesso sarà bello anche coinvolgere i cittadini con queste altane, quindi con i punti di osservazione, perché sarà un'ulteriore occasione di divulgazione di questo intervento che abbiamo fatto. Quest'area ce la chiedono un giorno sì, un giorno no in vendita. Non la vendiamo, quindi lo dico, così evitiamo che ogni volta che sia qualcuno che fa polemiche. Ci hanno offerto anche un sacco di soldi, però pensiamo che questo sia veramente un elemento che qualifica il nostro Veneto, e soprattutto a ridosso, insomma, di un'area naturale. Pensate solo al tema della Brussa, eccetera. Si sono fatti un sacco di interventi da parte del comune, e direi che tutti assieme, insomma, stiamo valorizzando alla grande questo ambiente che è unico. Ecco, forse un appello ai cittadini di visitarlo un po' di più, di rispettarlo nelle visite, perché ne vale veramente la pena. Forse ancora molti veneti non lo conoscono, anche perché comunque è un po' fuori mano, però direi che ci sono tutti i presupposti. Sì, qua ci troviamo a Valle Vecchia, dove la biodiversità agraria non era ancora arrivata. Con questo cominciamo anche questo settore. Ricordo però che Valle Vecchia è riconosciuta al mondo per essere un sito dove in 800 ettari ci sono 4 biotopi di diversità naturale diversi. Andiamo dalle spiagge, dalle paludi di acqua salata, dalle paludi di acqua dolce, ci sono dei laghi d'acqua dolce fatti apposta da Veneto Agricoltura. Quindi abbiamo una serie di biotipi che sono presenti in uno stesso sito, e questo ha fatto sì che la Comunità Europea utilizzasse proprio questo sito unico al mondo per ottenere 3 progetti comunitari contemporaneamente sullo stesso sito. La biodiversità va mantenuta, è complicato fare quello che facciamo noi, cioè riportarla, rinaturalizzare. Se noi riusciamo a mantenere le biodiversità, cercando, come sta facendo Veneto Agricoltura, di fare convivere agricoltura e biodiversità, turismo e biodiversità, ecco, questo è molto più semplice, costa al cittadino molto meno. Faccio un esempio del fratino, che è una specie molto delicata, un volatile molto delicato, dove proprio a Valle Vecchia, proprio l'anno scorso, hanno nidificato, ha fatto 16 nidi, quasi un record per il Veneto, e i nidi avvengono nella spiaggia, dove anche il turismo può praticare. Turismo e biodiversità, agricoltura e biodiversità. Cosa vuol dire portare avanti la biodiversità agraria? Vuol dire paradossalmente cominciare a commercializzare biodiversità agraria. Diciamo sempre che se io mangio una mela, che non è la solita mela golden o qualcosa, ma è una varietà autoctona, questa fortifica la varietà, perché il commercio fa sì che vengano mantenute le biodiversità. Il compito di Veneto Agricoltura della Regione Veneto è proprio questo: